drammatico report della Regione sugli effetti del coronavirus nell'economia: dal 23 febbraio persi 50.000 posti di lavoro, 6.000 a settimana, turismo il comparto più colpito. Ripartenza delle attività produttive dal 4 maggio con alcune singole eccezioni dal 27 aprile, sarebbe lo schema discusso dal Premier Conte con la task force per la fase 2, ore decisive per le scelte finali. Nel frattempo da 2 settimane l'andamento dell'epidemia in Veneto è in discesa, diminuiscono i ricoverati e i pazienti nelle terapie intensive. Nel pieno dell'emergenza del virus, posta la pietra miliare per la realizzazione del nuovo policlinico in 2 sedi con la firma dell'accordo di programma, inizia adesso la fase 2. Case di riposo passa al contrattacco, l'ULSS 2 sulla vicenda della struttura di Conegliano. Siamo stati infangati ingiustamente, dice Benazzi, ora portiamo le carte in procura. Il diritto alla salute è prevalente rispetto a quello alla privacy, ma a precise condizioni. Sul dibattito attorno all'app interviene uno dei massimi esperti veneti di privacy, l'avvocato Lucia Bressan. Non solo droni e posti di blocco per chi viola le restrizioni antivirus, controlli a cavallo nelle aree verdi di Spinea e Martellago con volontari dell'Associazione Nazionale per la Protezione Ambientale. Coraggio, torneremo a vederci. Dalla sua casa nel Padovano il messaggio di speranza di Enrico Vanzini, sopravvissuto alla tragica esperienza del lager a Dachau. Buonasera telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, bentrovati per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura i dati del contagio diffusi oggi dalla Regione del Veneto con azienda zero. Siamo a 334 nuovi casi di contagio in più rispetto a ieri, questo nelle 24 ore dalle 8 di ieri mattina alle 8 di oggi. 17 decessi registrati negli ospedali del Veneto, 3 a Mestre, 3 a Schiavonia nel Padovano, 1 nella struttura territoriale all'ospedale di comunità di Belluno. Questo ci dice quindi il bollettino della Regione del Veneto. I casi attualmente positivi però scendono per la prima volta sotto i 10.000, sono per l'esattezza 9.991. Dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 16.738, questo significa che i soggetti negativizzati salgono a 5.566, sotto i 10.000 anche i soggetti in isolamento domiciliare. Era da tempo che non si vedeva una cifra così bassa. Continuano a diminuire anche i posti letto occupati di terapia intensiva, siamo a 163, meno 14 rispetto a ieri. Questo è il dato sicuramente più significativo, insieme anche alla diminuzione dei pazienti ricoverati in area non critica, sono 1.205, meno 25 rispetto a ieri. Questo sul fronte dell'emergenza sanitaria. C'è poi l'emergenza economica, anche qui il bollettino è impietoso, anzi per certi versi peggiore, perché dall'inizio dell'emergenza sanitaria si stanno perdendo 6.000 posti di lavoro alla settimana. Questa è la fotografia della Regione del Veneto con l'assessore Elena Donazzan. 50.000 posti di lavoro dipendente persi in Veneto dall'inizio dell'emergenza Covid, vale a dire il 3% del totale. A 2 mesi dall'introduzione delle prime misure contro il dilagare del contagio, il report della Regione sulla situazione occupazionale registra un risultato drammatico. Tra mancate assunzioni ed effettiva diminuzione del personale dipendente sono stati persi in media 6.000 posti di lavoro alla settimana. L'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan parla di bollettino di guerra dopo l'applicazione dei provvedimenti disposti dal governo. Calo dei posti dovuti al crollo delle assunzioni, addirittura del 60% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, un dato che ha interessato tutte le tipologie contrattuali. Come era prevedibile, il turismo, il settore maggiormente colpito, da solo ha perso 24.000 posti, ma in seria difficoltà si sono trovate anche altre attività che hanno dovuto subire uno stop prolungato: tessile e abbigliamento, legno mobilio, le produzioni in metallo, le attività professionali e l'editoria. A fare da diga, almeno parzialmente, a questa emorragia agricoltura, industria alimentare, sanità, servizi sociali e industria farmaceutica. Attività essenziali che hanno retto, il cui calo si è fermato al 20%. Una situazione che peggiora di giorno in giorno. Stiamo provando, spiega Donazzan, a convincere il governo della necessità di superare la limitazione del codice Ateco. L'unico tema che va affrontato è quello del rispetto o meno per l'azienda dei requisiti di sicurezza, pena un ulteriore peggioramento di quello che viene già definito il disastro occupazionale.
Questa quindi la fotografia davvero impietosa sul fronte occupazionale, mentre atteso nel fine settimana tra venerdì e sabato il discorso del Premier Conte per indicare il programma della fase 2. Intanto da Marghera il presidente Zaia dice: nonostante in Veneto il lockdown non ci sia più, la curva dell'epidemia è in discesa. Sentiamolo. Ripartenza delle attività produttive dal 4 maggio, con alcune singole eccezioni però già dal 27 aprile per quelle realtà in regola con i protocolli di sicurezza. Sarebbe questo lo schema discusso dal Premier Conte con Vittorio Colao, a capo della task force incaricata di delineare gli scenari della cosiddetta fase 2. Sono ore, giorni decisivi questi per disegnare il post-Covid in Italia. Tra venerdì e sabato il Presidente del Consiglio indicherà il programma della ripartenza. Intanto nel pomeriggio incontro della cabina di regia con gli enti locali e in serata Consiglio dei Ministri sul documento di economia e finanza. Questa settimana è cruciale rispetto ai provvedimenti del Governo, non escludiamo che si vada nella direzione di avere già nelle prossime ore. Noi domani dovremmo avere una prima riunione importante tra presidenti di regione, nella quale faremo un punto finale prima dell'ultimo confronto col Governo rispetto alle aperture. Da 2 settimane l'andamento dell'epidemia in Veneto è in discesa, diminuiscono i ricoveri e i pazienti nelle terapie intensive, dati che arrivano quando il lockdown, come lo si è inteso dall'inizio, in regione non esiste più. Un 40-50% l'abbiamo raggiunto, il che non è una colpa, però io posso anche portare un'esperienza. Dopo 15 giorni di questa situazione si continua a scendere. Quando noi abbiamo tolto i 200 metri da casa, avevamo la preoccupazione della recrudescenza, no? Della ricaduta. Abbiamo visto che in 15 giorni non abbiamo avuto ricadute. Perché? Perché i cittadini rispettano le regole. Intanto i direttori generali delle USL venete hanno contattato i rispettivi operatori del turismo raccogliendo le loro indicazioni per la ripartenza del settore. Il governo vuole stilare, le norme di uso e manutenzione, le procedure da rispettare a livello nazionale. Ovviamente bisognerà un po' discutere, insomma, scusate, io non sono un clinico, ma quando leggo nella bozza che uno va in spiaggia, vuole misurare la temperatura, sto pensando che fuori sono 38 gradi, non so se misura 36 il termometro, prima roba, e dopo si legge che se vai a farti un bagno devi tornare su, acqua salata, sale batteriostatico, no? Almeno quello. Esci dall'acqua, c'è l'obbligo di fare la doccia col sapone biodegradabile. Se queste sono le norme mi preoccupo. Il Presidente è poi tornato a parlare dell'obbligo dell'uso della mascherina per limitare i contagi, questo anche dopo il 4 maggio, quando si uscirà in strada seppur da soli. La conferenza stampa odierna ha visto la firma dell'accordo di programma per il nuovo ospedale di Padova e così quando Zaia ha lasciato il posto al sindaco Giordani per l'intervento c'è stato spazio per uno scambio di battute tra i due. Io passerei la parola al sindaco Giordani, quindi cedo il posto solo momentaneamente. Non mi candido, tranquilli. No, dalla Santa è il mio lavoro. E continua la gara di solidarietà per la sanità veneta. Ora sarà possibile donare anche tramite il circuito di pagamento digitale PagoPA, collegandosi al portale istituzionale www.regione.veneto.it e utilizzando la carta di credito. Questo dal fronte regionale. C'è poi l'esecutivo nazionale che nel decreto aprile prevederà un automatismo per gli autonomi e le partite IVA. Non si dovrà quindi ripresentare la domanda per gli 800 euro. A confermarlo oggi al vice direttore Avarino nel corso della nostra diretta il sottosegretario all'economia Baretta, che ha anche annunciato come il governo stia lavorando ad un piano per il turismo, soprattutto interno. Italiani in Italia innanzitutto sarà lo slogan, e quindi io resto in Italia, ecco sì, esatto, anzi probabilmente io resto a Venezia, io resto in Veneto, nel senso che poi dovremo anche favorire un turismo di vicinanza. Quello che potrebbe sembrare uno slogan con tanto di possibile hashtag "Io resto in Veneto" è la prospettiva per la stagione 2020, dove a fare la differenza saranno i flussi interni. Anche per questo l'esecutivo procede nella predisposizione di un piano ad hoc per il turismo con alcuni punti fermi. Crediti d'imposta e bonus vacanze sono le due strade che pensiamo più immediate, oltre a quelle cassa integrazione eccetera. Per il turismo sì, un piano preciso di cui Venezia e il Veneto ne godranno. Ma per progettare almeno una gita fuori porta, bonus vacanze a parte, ci vogliono quei soldi che adesso per molte famiglie scarseggiano. Partite IVA e autonomi in primis, per loro con il decreto aprile si andrà verso un automatismo per gli 800 euro, non più 600.
di fatto proprio per accelerare l'erogazione, superando i ritardi iniziali, stiamo pensando che non serva rifare un'altra domanda. Reiteriamo chi ne ha diritto e glieli diamo direttamente, passando a 800. Resta il sostegno alle imprese, più che a contributi a fondo perduto si pensa a interventi sulle spese fisse, leggi bollette. Stabiliamo invece che noi gli togliamo l'affitto, gli togliamo le bollette, gli togliamo alcune tasse che dovranno pagare, quindi cose concrete e misurabili. Stiamo lavorando per avere un intervento a fondo perduto per questa tipologia diciamo per le spese fisse. C'è poi il fronte dei comuni che in Veneto, attraverso i sindaci dei capoluoghi, ha inviato un documento al governo partendo dai mancati introiti e dalla necessità di nuove risorse, governo che conferma la volontà di trasferire 3 miliardi di euro ai municipi, somma sufficiente, dice Baretta, per consentire agli amministratori di adottare nuove misure, come nel caso dei plateatici dei locali pubblici, alle prese con le imminenti prescrizioni sui distanziamenti. La parte esterna nel periodo estivo è molto importante, quindi è chiaro che il plateatico, come si chiama in gergo, va ripensato. Sì, questa è una parte in cui i comuni devono fare la loro parte. E a proposito di turismo, è pronta a partire con tutte le precauzioni del caso anche la stagione per i rifugi alpini che alcuni giorni fa avevano lanciato un allarme. Riunione questa mattina tra 50 operatori, Regione, DMO, Dolomiti, CAI per la riapertura di queste strutture. A fare il punto l'assessore al turismo Caner, via libera anche alla manutenzione dei sentieri. Noi stiamo lavorando per poter aprire, ovvio che attendiamo da parte del governo centrale il via libera, però per quanto riguarda la Regione Veneto noi siamo disponibili e abbiamo fatto questo seminario questa mattina proprio per mettere giù anche dei protocolli per poter aprire in sicurezza anche per quanto riguarda appunto i rifugi alpini, che ovviamente, come lei può ben comprendere, hanno delle esigenze diverse rispetto alla diciamo all'accoglienza che si può avere in un hotel piuttosto che in un bed and breakfast o quant'altro. Ovviamente ci saranno dei casi in cui non sarà possibile dormire nei cosiddetti cameroni, diciamo, aperti, perché in questo caso ovvio che ci sarebbe una concentrazione di persone troppo elevata, quindi qualche gestore per esempio mi ha detto che si riserva eventualmente, nel caso in cui non riesca a gestire la cosa, di chiudere l'aspetto della ricettività, ma di lasciare aperto tutto il tema del servizio, compreso la ristorazione. Altri invece si stanno organizzando per poter accogliere, per esempio, al di fuori della struttura, perché ci sono rifugi che hanno cameroni grandi, diciamo, dove accolgono più persone, ma rifugi invece che hanno una situazione diversificata con più stanze, dove in questo caso una accoglienza è possibile. Gli abbiamo già detto che per quanto ci riguarda possono partire per la manutenzione dei sentieri, che è cosa fondamentale se poi vogliamo avere un inizio di stagione turistica, di accoglienza di turisti che siano di provenienza nazionale o internazionale. È ovvio che i sentieri devono essere a posto. Prima lo abbiamo accennato, è stata apposta la pietra miliare oggi a Marghera per la realizzazione del nuovo policlinico di Padova. Dal presidente Zaia un appello al governo perché nel pieno rispetto delle regole i tempi possano essere veloci. Scusate, piano con gli altri. Mercoledì 22 aprile 2020, 13:10. Nel pieno dell'emergenza sanitaria, ecco il plastico del nuovo Policlinico Universitario di Padova. 5 secoli di storia, una sanità e un livello di ricerca d'eccellenza emerso in tutta la sua capacità nella lotta al coronavirus, aprono una nuova pagina. 2027, questa è la data, il progetto sarà completo. 2 ospedali, 900 posti ciascuno, uno nuovo a Padova Est, l'altro in via Giustiniani. Regione, Comune, Provincia di Padova, Università e azienda ospedaliera firmano l'accordo di programma, frutto di unità di intenti delle istituzioni e di lavoro corale. Se si gioca in squadra tirando tutti dalla stessa parte si arrivano a questi risultati. Stiamo parlando di 2 ospedali da 900 posti letto, via Giustiniani, che sarà l'ospedale della città, molto smart, molto figo, perché vedrete poi cosa verrà fuori. Padova Est, il Policlinico Universitario di standing internazionale,
dove ovviamente l'università cura in maniera top e ricerca. Non solo un ospedale, riconoscimento per l'Accademia Scientifica Padovana, un progetto che riguarda tutta la città. Qui non si riqualifica, non si fa solo un intervento per un ospedale da 900 posti letto al massimo, ma si fa un progetto di rigenerazione urbana dove si tornano a portare in evidenza quelli che sono gli elementi della storicità della città, il Parco delle Mura. Con lui il sindaco della città che, come l'amministrazione precedente, ha lavorato per arrivare a questo giorno. Possiamo vedere l'ospedale della mamma, del bambino, nuovo pronto soccorso, l'attuale policlinico, parcheggi interrati, è completamente rivoluzionato. Se vedete anche il Parco delle Mura, vedete gli alberi, la Regione si è accolato il costo del Parco delle Mura, 50 milioni di euro. Un nuovo ospedale, una nuova medicina. Non sarà più la medicina che abbiamo conosciuto fino adesso, ma sarà una nuova medicina che probabilmente farà tesoro anche delle esperienze di questi ultimi giorni. La domanda è adesso quando sarà pronto sul serio. Il rischio maggiore è uno, la burocrazia. Se si vuole con le scartoffie lo possiamo fare anche noi in ospedale velocemente. Fate in modo di farci lavorare come una mentalità da privati rispettando le regole. Guardate, noi abbiamo scritto all'autorità nazionale anticorruzione, abbiamo coinvolto tutti su sta partita. Passa al contrattacco l'ULSS 2 sulla vicenda di Casa Fenzi. Siamo stati infangati ingiustamente, dice il direttore Benazzi. Noi dobbiamo difendere l'operato dei nostri collaboratori e il buon nome dell'azienda ULSS. Per cui, proprio per questa trasparenza massima, trasmetteremo la documentazione in procura, perché solo la procura può fare chiarezza, massima chiarezza. Portiamo le carte in procura, anche perché siamo, come dire, stati infangati e noi riteniamo anche ingiustamente. Casa Fenzi, l'ULSS 2 non ci sta a vedersi addossare responsabilità sulla gestione nella casa di riposo coneglianese dell'emergenza Covid, su cui pesa un esposto presentato dai familiari degli ospiti. In diretta a Facebook il direttore generale Benazzi ripercorre le azioni dell'ULSS dai primi provvedimenti datati 24 febbraio in poi: fornitura di dispositivi, screening di ospiti e operatori, individuazione di nuclei di isolamento, evitare i percorsi comuni. Ecco, e qua ovviamente era importante, ma ci è stato riferito che per esempio la Fenzi qualche ospite autosufficiente si è spostato all'interno degli spazi comuni e questo non andava bene. RSA supportate passo dopo passo, dice Benazzi, compresa a Casa Fenzi, da cui arrivavano però segnali contraddittori. Il 15/4 il presidente della casa di riposo Fenzi ci scrive che perdurano delle difficoltà varie all'interno della casa di riposo. Quando uno pensa a difficoltà vuol dire beh, siamo in un gran casino, quindi attenzione, siamo tutti. E poi esattamente il giorno dopo, il 16, ci chiede di riprendere nuovi accoglimenti. Con i risultati che è poi il direttore dei servizi sociosanitari dell'ULSS Del Re a tradurre in numeri. Positivi 112, pari al 58,95% e negativi 78, pari al 41,05%. E questa è la percentuale più bassa in assoluto in tutte le strutture per quanto riguarda i negativi. Noi non vogliamo gettare la croce addosso a qualcuno, lungi da noi, però non vogliamo essere accusati ingiustamente. Carte in procura per quello che è il caso più complesso nel panorama delle RSA trevigiane, 33 quelle completamente Covid-free, in particolare nell'Alta Marca e nell'Asolano. Tra le strutture in cui si è concentrata l'attenzione invece il GRIS di Mogliano. L'Istituto Costante GRIS su 131 ospiti ha positivi 61 pari al 46,56% e negativi 70 pari al 53,44%. Case di riposo che restano il fronte principale, dunque, che con il caso Fenzi lasciano l'ambito strettamente sanitario per sconfinare in quello giudiziario. Per noi c'è la pubblicità, a dopo. Ritorniamo in studio e ritorniamo a parlare dell'app Immuni che tanto dibattito sta suscitando. Il diritto alla salute è prevalente rispetto a quello alla privacy, ma a precise condizioni, dice l'esperto. Il diritto alla privacy non è tuttavia un diritto
assoluto, cioè è un diritto che comunque può essere compresso, può essere limitato a fronte di esigenze o a fronte di necessità collettive. Insomma, il diritto alla privacy può essere compresso di fronte a un bene giuridico come la tutela della salute, diritto individuale contro diritto collettivo, ma se compressione della sfera della riservatezza deve proprio essere, allora servono limiti precisi, come afferma Lucia Bressan, avvocato trevigiano di diritto internazionale, tra le massime esperte di privacy. L'app Immuni, garantiscono i creatori, poggia sulla tecnologia Bluetooth e non sulla classica geolocalizzazione, differenza non da poco. Da quanto dicono i tecnici, non stiamo parlando comunque di una tecnologia che si basa sulla geolocalizzazione e quindi un controllo non è un controllo proprio diretto, posto che comunque, ripeto, i tecnici dicono tra l'altro che i dati sarebbero minimizzati o comunque anonimizzati. Certo, la garanzia di sicurezza totale non esiste, sottolinea Bressan, per la quale il problema semmai è un altro, ovvero l'informativa che deve precedere ogni trattamento dei dati personali, sanitari in primis. Nel caso di specie manca totalmente la cristallina trasparenza e quindi l'informazione da parte del governo su moltissime cose, cioè se io do il consenso, in realtà alla base ci deve essere tutta l'informazione che riguarda proprio il trattamento che ne verrà dato. C'è poi l'operatività. Un'app del genere funziona solo se viene scaricata da almeno il 60% della popolazione. Tutti gli smartphone che abbiamo possono reggere questa tecnologia. Moltissimi bambini, per esempio, che non hanno appunto gli smartphone, gli anziani che hanno degli smartphone probabilmente di vecchie tecnologie, probabilmente sono esclusi da questo tipo di monitoraggio. Monitoraggio che necessita di una strategia magari coordinata anche dal garante europeo della privacy. La fretta non ci sta aiutando ad avere un controllo strategico e concreto, ecco, utile, vorrei dire veramente utile. Per vigilare sul rispetto delle norme anti-Covid, Martellago e Spinea schierano la cavalleria. Eccoci qua nella nostra meravigliosa oasi verde del Parco Laghetti di Martellago. Qui con me oggi Cristiano Serena, il nostro coordinatore della Protezione Civile Martellago, che lo ringrazio sempre per quello che ha fatto, e Paolo Santoro del Giacche Verdi. Nuovo giorno e nuovi controlli del rispetto delle limitazioni anticontagio da Covid-19 a Martellago. Il sindaco Andrea Saccarola li presenta con soddisfazione. Loro sono i volontari a cavallo dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi per la protezione ambientale e civile, che in emergenza pandemia sono chiamati ad un nuovo compito. Copriamo il territorio delle aree verdi del comune di Martellago. La nostra azione è di prevenzione per quanto riguarda i reati contro l'ambiente e in questo caso con l'emergenza Covid il nostro compito è quello di sorvegliare le aree verdi dove non si presentino assembramenti di persone e le persone rispettino il più possibile le normative del decreto del Presidente del Consiglio. Se spesso i controlli vengono svolti con l'aiuto della tecnologia più recente, è anche vero che un certo tipo di sorveglianza rimane efficace alla vecchia maniera. Permette di avere un controllo, un presidio di quegli ambiti verdi ecologici che difficilmente possono essere controllati con i mezzi su strada e quindi un presidio che va in parallelo alle nostre protezioni civili e alle forze dell'ordine. In questo momento per controllare la tutela e il rispetto delle ordinanze per quanto riguarda la sicurezza igienico-sanitaria, ma indubbiamente un'esperienza che potrà essere perseguita anche per il futuro per tenere sotto controllo gli ambiti più verdi del nostro territorio. Dunque, dopo Martellago, anche Spinea si avvale dei controlli a cavallo. Il nostro lavoro sarà principalmente quello di sorvegliare il campo delle prime gemme e gli argini dei canali circostanti. Bene, come si usa dire, andrà tutto bene, ragazzi, buon lavoro. Grazie. Porta con orgoglio i suoi 97 anni Enrico Vanzini, sopravvissuto al lager di Dachau. Dalla sua casa di Santa Croce Bigolina, ecco il suo messaggio in tempi così difficili per tutti. Amici di Galliera e di Vedelago, a tutte e due, io vi faccio tanti auguri che un domani ci possiamo vedere
come una volta. Chiuso in casa perché lo sa, 97 anni fieramente portati e una vita regalata 2 volte dopo essere sopravvissuto al lager di Dachau, non si devono correre rischi. Il coronavirus è una cosa seria. Enrico Vanzini lo affronta come ha fatto sempre. Classe 1922, artigliere in Grecia, è sopravvissuto prima alla fucilazione, poi a Dachau, alla guerra e al campo di concentramento. È tornato a casa, pelle e ossa, 29 kg appena. Una fede incrollabile, una forza indomita, la stessa che lo ha sostenuto, ha aiutato a lottare e sopportare sofferenze che nessun uomo dovrebbe conoscere. Questa forza lo ha accompagnato per tutta la vita, portato dalla Lombardia al Veneto, dove ha trovato lavoro e casa. Per 60 anni di Dachau non aveva parlato. Adesso è cittadino onorario di Padova e Vedelago. Oggi, come ieri, Enrico va avanti con speranza e fiducia, nonostante l'età e nonostante il virus. Io sto bene, come penso e come credo di voi stessi. Quindi io vi apro il cuore mio verso tutti voi che siete dei grandi amici di cuore che un domani ci vedremo. Tanti auguri e tante belle cose a tutti quanti. Ciao e un grande saluto e un bacione a tutti. E a proposito di messaggi di speranza, vi ricordo la nostra rubrica Bimbi in TV. Vi chiediamo di mandarci via WhatsApp al numero 351 1755 340 non delle semplici foto, ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale. Storie, giochi e passatempo dei nostri bambini potranno così diventare, se lo vorrete, energia per tutti quanti noi. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Vi ringrazio per l'attenzione. Buona serata. Bentrovati al meteo. Tempo ancora stabile sul nostro territorio, alta pressione sempre ben presente, con clima decisamente caldo ma gradevole. Il dettaglio di giovedì 23 aprile. Sul Veneto tanto sole, sarà asciutto ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutte le province della nostra regione. Qualche addensamento sarà possibile ma generalmente innocuo sui settori montuosi. Temperature minime fino a 11 gradi, valori massimi compresi invece tra i 21 e i 23 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con la presenza del sole un po' dappertutto e senza precipitazioni associate. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, massime comprese invece tra i 22 e i 23 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, localmente con qualche nube sui settori di confine, ma in genere non ci saranno conseguenze. Temperature minime sui 6-7 gradi, massime fino a 23 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.